Che Veneto ci sarà passato il coronavirus? Quale sarà l'impatto sociale dei cambiamenti economici e del lavoro? Se nessuno possiede la sfera di cristallo, è anche vero che certi processi futuri possono essere previsti e nel caso influenzati dopo un'attenta analisi del presente, come quella realizzata dall'Osservatorio economico-sociale della WILCA. Pensare di ritornare a pre-pandemia non ci convince. Noi abbiamo bisogno di avere un Veneto più flessibile, un Veneto più vicino alle persone e un Veneto che sia capace di integrare la domanda offerta nei posti di lavoro. Credo che questa sia la mancanza più grande che abbiamo adesso. Dalla ricerca affiorano elementi importanti. Nel 2020, per la prima volta dagli anni 50, il Veneto registra un saldo demografico negativo, seppur contenuto al meno 0,5%, che si ripercuote sul ricambio nel mercato del lavoro e sulla struttura del welfare al servizio delle persone. Il saldo demografico negativo riguarda in maniera ancora più consistente le imprese. Nel 2020, 1 gennaio 31 dicembre 2020, meno 45.000 lavoratori indipendenti, così sono classificati all'INPS lavoratori indipendenti nel Veneto. È una cifra importantissima, percentualmente arriviamo intorno all'8,5% delle stock esistente. È la riprova di una scelta di vita diversa del passato. L'osservatorio della WIL avrà una sezione di monitoraggio anche sulla povertà, un fenomeno in aumento, come testimonia la crescita del 32% delle richieste di reddito di cittadinanza in Veneto rispetto al 2019. Ma è un fenomeno anche meno visibile, in quanto non circoscritto ma diffuso, e che comprende anche laureati, lavoratori autonomi e imprenditori. Ci sono due argomenti che mi preoccupano tanto. Uno è la sicurezza sui posti di lavoro, dove stiamo cercando in tutte le maniere con la Regione di rimettere in moto quel tavolo per la sicurezza nei posti di lavoro. Due è l'utilizzo giusto della formazione per far lavorare le persone. Dunque,